il sistema non può reggere, anche perché basti pensare che solo nelle spiagge del Veneto orientale abbiamo 400.000 tedeschi che ad agosto dovranno fare un tampone. Noi abbiamo tenuto, l'abbiamo dato come servizio, dopodiché annuncio già che passeremo a un piano di sanità pubblica dove il tampone sarà gratuito solo per determinate categorie. Ne stiamo venendo fuori e questo è un dato positivo, anche perché basta guardare i numeri. Nell'ospedalizzazione abbiamo in questo momento 176 persone ospedalizzate in tutto il Veneto, sono poco più di una ventina per ogni provincia, contro le 3.400 di punta massima che abbiamo avuto in passato. Abbiamo 19 persone in terapia intensiva contro le quasi 500 che abbiamo avuto in passato. Ovvio che questi risultati si hanno non perché il virus se ne sia andato, perché abbiamo migliaia di contagiati al giorno, ma bensì perché ci sono molti vaccinati. Quindi chi si è vaccinato dà modo di fare questa battaglia e quindi di non chiudere. Abbiamo aperto a 100.000 vaccinazioni straordinarie proprio questa settimana, quindi chi volesse vaccinarsi entra nel sito, ricordo che la vaccinazione è volontaria, entra nel sito, si prenota e riesce a fare il vaccino già questa settimana.